porti a casa? Mi porto a casa sicuramente il sudore dell'Ortigara, del Monte Grappa, il ricordo e l'onore ai caduti e sì, anche qualche nuova amicizia. Un sacco di valori che ci sono stati insegnati e poi lo spirito di squadra e non lo so, il non mollare mai, perché comunque anche solo la salita che abbiamo fatto in Ortigara, quella è stata dura, però tutti insieme ce la si fa sempre. In marcia, rigorosamente allineati, indossando la divisa, sono i ragazzi che anche quest'anno hanno partecipato all'8 giorni della mini naia organizzata dagli alpini di Bassano. Una full immersion in un mondo di regole, di condivisione, lavoro duro, attività di squadra, educazione e formazione. Campo base, neanche a dirlo, l'ex caserma Montegrappa, lo storico simbolo della leva alpina. 8 giorni di fatica, sudore e difficoltà, ma soprattutto 8 giorni di amicizia e crescita tra i 60 giovanissimi, per una volta sconnessi dai social e connessi alla realtà del nostro paese. Esperienza con questi 60 ragazzi che hanno passato una settimana insieme coniugando i valori della protezione civile, dell'attenzione verso gli altri con i valori della storia degli alpini dell'Ana Montegrappa. Ci sono state certamente delle difficoltà, la cosa quest'anno è stata sicuramente più impegnativa dell'anno scorso, ma abbiamo voluto aumentare anche il tiro e aumentare il raggio d'azione. Anche questa volta gli alpini e gli amici degli alpini della sezione Montegrappa ce l'hanno fatta, tutti i volontari si sono rimboccati 3 volte le maniche e hanno raggiunto il risultato. Orgoglio di indossare questa divisa e soprattutto una cosa che può salire dal cuore, perché grazie a quello che mi fanno capire gli alpini la divisa che in questo momento indosso simboleggia l'Italia e il paese per cui ho deciso di fare questa mini naia. Ci sono stati tanti motivi per cui siamo stati messi alla prova e sinceramente ne sono fiera, perché ne siamo usciti tutti, ci siamo aiutati, ci siamo sostenuti e il messaggio più importante che potevamo imparare. Cosa vi ha spinto? Sinceramente la passione per difendere la patria dopo. Vorresti diventare un militare tu? Nella Folgore. Riposo, rompete le righe, tanta commozione e l'appuntamento, senza che Irma mi senta tantissimo, al 2019. ricordiamo che Irma è la moglie. Sì, signor sì.